Qui non siamo una società che può fare beneficenza, è una SPA ed è per questo che ieri, a fronte di notizie che mi erano giunte il giorno prima, ed è per questo che ho voluto, proprio perché voglio bene alla MOM, sospendere, valutare, perché ritengo che ci siano dei dati che sono errati. Risponde così il presidente Muraro al pesante attacco di ieri dell'assessore del comune di Treviso Alessandra Gazzola sulla gestione dell'ente. Definito l'atteggiamento di Muraro ostruzionistico e comunque non più nella condizione di prendere decisioni fondamentali per l'azienda e il trasporto pubblico. Tutto ruota sull'assemblea di ieri, conclusa con un nulla di fatto sul possibile accorpamento dello storico consorzio Trasporti Muson che gestiva le tratte dell'Asolano, della Castellana fino al Monte Bellunese. Un'operazione dai dati economici importanti per un'azienda che non può permettersi gravi perdite di competitività. La MOM l'ho fatta io, perché sono stato l'unico che ci ha creduto all'inizio e sono l'unico che vuole mantenere ancora una certezza di continuità di questa società, che deve essere una società che abbia tutte le possibilità finanziarie per poter intervenire a competere per quelle che saranno le nuove sfide del prossimo scenario, un scenario che vede a livello regionale una competizione sulle grandi gare. Dietro a questo divario però ci sarebbe una lotta interna tutta politica, con il presidente della provincia titolare della maggioranza societaria ex leghista, contrapposto alla presidenza e alla direzione di MOM tutta del Carroccio, in questo caso stranamente alleato con il PD di Casugano. Una battaglia che comunque si riproporrà a breve, con promesse ma anche paletti già piantati. Io posso garantire pubblicamente, lo dico qui, che per i lavoratori farò il possibile e credo che sicuramente troveremo la quadra affinché siano inseriti come dipendenti della MOM. Per quanto attiene il patrimonio CTM dobbiamo discuterne.